Concluso il G7 Istruzione di Trieste, 2 giorni intensi nei quali si è giunti all'accordo su temi della valorizzazione delle competenze dei giovani e della tutela del ruolo dei docenti. Prende a schiaffi una donna e strattona un'altra, tutto avvenuto a bordo di un bus della linea 10, un trentenne romeno è stato denunciato dai carabinieri. Triestini e turisti arrabbiati per il grande ritardo con cui ha aperto lo stabilimento Pedocina a causa del G7, ore e ore di fila sotto un sole cocente. I 5 Stelle rilanciano la campagna firme per il salario minimo e sulla situazione europea Patonelli è sintetico, per contare in Europa bisogna esserci. Adesso Trieste lancia un questionario sul futuro del Porto Vecchio per coinvolgere i cittadini e lo fa oggi quando sarebbe dovuto emergere il nome dell'investitore. Nel marzo prossimo il Museo Revoltelli di Trieste presenterà ristrutturato, lo ha affermato l'assessore Rossi, che ha anticipato che la riconsiderazione del museo riguarderà struttura e sovrastruttura. Siamo pronti a ricompensare l'affetto, sarà una grande stagione, il presidente della Triestina Ben Rosenzweig incontra i tifosi e apre a grandi speranze. Buonasera e ben trovati a una nuova edizione del telegiornale di Tele4. Sono conclusi i lavori del G7 Istruzione a Trieste, 2 giorni intensi nei quali si è giunti all'accordo finale sui temi della valorizzazione delle competenze dei giovani, ma anche della tutela del ruolo dei docenti. Tutto ciò che è emerso quest'oggi nel servizio di Laura Buccarella. Valorizzare i talenti di ciascuno vuol dire dare un futuro a ciascuno, dare una possibilità a ciascuno, come ho sottolineato, perché nessuno rimanga indietro. Inclusione perché nessuno resti indietro, valorizzazione delle competenze dei giovani e del ruolo sociale dei docenti. Sono questi temi forti sui quali i delegati dei 7 grandi del mondo hanno concordato al termine del G7 Istruzione di Trieste. Temi evidenziati dal ministro Giuseppe Valditara nella conferenza stampa finale nella sala maggiore della Camera di Commercio al termine dei lavori. Un piano di assunzioni che l'anno scorso ha già portato all'assunzione di oltre 40.000 docenti, e nei prossimi 3 anni ci saranno altre 70.000 assunzioni, ma crediamo che questo sia un passaggio necessario ma non sufficiente, perché ridare centralità alla figura del docente passa innanzitutto nella, ripeto, valorizzazione sociale, e anche il dibattito pubblico, anche il dibattito politico, anche il dibattito culturale può fare la sua parte. Altro tema centrale è la lotta alla dispersione scolastica. In Italia ci sono circa 50.000 giovani chiusi in casa che non frequentano più la scuola. Sono emerse diverse proposte che saranno poi raccolte al termine di questi lavori e che credo saranno di grande ispirazione per le politiche di inclusione che noi vogliamo fortemente portare avanti. Quindi la lotta nei confronti della dispersione scolastica è uno degli obiettivi principali. Nella seconda e ultima giornata di lavori, i partecipanti al G7 Istruzione hanno fatto tappa all'ITS Academy Biomedicale del Friuli Venezia Giulia a Basovizza, visite agli istituti tecnici Volta e Nautico, e proprio sulla valorizzazione dei percorsi formativi tecnico-professionali si è soffermato il ministro Valditara, che ha parlato di personalizzazione della formazione. Il 95% dei giovani che si diplomano in questi ITS trova immediatamente lavoro. E come sottolineava il presidente dell'ITS Volta, l'altro 5% non trova immediatamente lavoro semplicemente perché va all'università. Il G7 Istruzione ha fatto tappa questa mattina all'ITS Academy Biomedicale del Friuli Venezia Giulia. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara a Trieste per la riunione dei ministri del G7 Istruzione ha guidato la delegazione internazionale che ha visitato i laboratori dell'unico ITS della regione che forma tecnici esperti di tecnologie per le scienze della vita. ITS Academy Biomedicale di Trieste è inserito nell'agenda G7 perché fiora all'occhiello dell'offerta formativa del Friuli Venezia Giulia, un riconoscimento dell'eccellenza dei nostri corsi che introducono con successo professionisti
professionale ed economico tutti i nostri diplomati nel mercato del lavoro. Siamo onorati che il Ministro abbia scelto ITS Academy Biomedicale di Trieste come vetrina di eccellenza della formazione del nostro Paese. La visita ai nostri laboratori da parte dei Ministri dell'Istruzione del G7 è un riconoscimento importante al lavoro svolto nei primi 10 anni di vita del nostro istituto, commenta Alberto Stendler, presidente della Fondazione Istituto Tecnologico Superiore per la Chimica e le Nuove Tecnologie della Vita. Rimaniamo nell'ambito G7 che però in parte superiamo anticipando anche gli eventi futuri. La settimana sociale dei cattolici con la presenza del Papa è un vero e proprio traino per il turismo. Lo ha detto Guerrino Lanci, presidente di Federalberghi Trieste, che ha tratto quindi anche un bilancio di questo periodo per il turismo anche con il G7 Istruzione. Sentiamo l'intervista. Tante persone che lo vengono a vedere sicuramente, tante persone che già sono prenotate in questo periodo per partecipare all'evento della CEI, che forse è l'evento trainante di tutto questo, e dobbiamo ringraziare questo evento per il tutto pieno. Dobbiamo aspettarci purtroppo per la città ancora qualche complicazione nelle chiusure e per quello che riguarda il disagio per i cittadini. Mi rendo conto che è un problema, è un disservizio per tutti quanti noi che viviamo nella città, però indubbiamente non solo gli alberghi ma tutta la città, dai servizi alla ristorazione ai negozi, ne beneficiano. La settimana sociale dei cattolici con l'arrivo a Trieste del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la giornata conclusiva con Papa Francesco fanno da traino per il turismo. In questo periodo gli alberghi sono pieni, un bilancio positivo al di là di ciò che può essere migliorato da un punto di vista organizzativo, vedi i disagi per la viabilità e per le tante zone interdette che già per il G7 appena conclusosi hanno messo alla prova il capoluogo regionale. Sicuramente il G7 ha portato in città moltissime persone per motivo che non è quello tipico del periodo, ovvero sia il turismo. Indubbiamente molto lavoro, anche per così dire inusuale in questo periodo per quanto riguarda le quotazioni, indubbiamente molto più alte rispetto alla norma del periodo. Gli alberghi sono pieni in questo periodo? Praticamente sì, in realtà è un periodo molto labile quello degli eventi, perché comunque disdette vengono immediatamente seguite da nuove prenotazioni, per cui c'è un grosso turnover di persone, però indubbiamente è un periodo di alta occupazione da qui fino almeno al 7 di luglio. Dunque le previsioni di afflusso turistico per il resto dell'estate? Fare previsione è sempre complicato, si vede una buona estate, molto dipenderà da quello che sarà il tempo, se dovesse fare effettivamente troppo caldo verranno preferite montagna e mare, se il tempo continuerà a essere così variabile sicuramente le città ne beneficeranno, comunque ci aspettiamo buoni risultati anche da quest'estate come tutto quest'anno che comunque è in crescita anche rispetto all'altro anno. Concludo tornando al tema di prima, questi grandi eventi al di là delle cose che vanno migliorate contribuiscono a portare sempre più gente in città? Assolutamente sì, sempre più persone arrivano in città, sempre più persone la conoscono e parlano della nostra città. Parliamo invece adesso del Pedocin che se vogliamo rientra un po' nell'ambito G7 visto i disagi subiti dai bagnanti o meglio da coloro che volevano essere bagnanti quest'oggi entrando nello stabilimento storico sia triestini che turisti, però a causa di alcune visite, delle visite ministeriali non è stato possibile aprire prima dell'ora di pranzo praticamente. Vediamo il servizio. Giusto qualche minuto, giusto qualche minuto signora. Non si può andare? Penso che un po' di informazione ci doveva essere, avvisare i cittadini della chiusura, perché noi veniamo, noi triestine e triestini veniamo al mare sempre alla lanterna, quindi un po' di informazione forse sarebbe stata una cosa gradita. Ingresso del Pedocin sbarrato fino a conclusione della visita delle delegazioni all'Istituto Nautico e il disagio stamattina era palpabile. Se Trieste ha superato, dicevamo ieri, la prova del traffico, pochi momenti di congestione delle vie cittadine, le proteste ci sono state per il divieto d'entrata al bagno storico La Lanterna. Anche alcuni turisti che volevano visitare il famoso stabilimento diviso fra maschi e femmine hanno dovuto scegliere un'altra destinazione. No, mi sono informata, se ero informata sono venuta più tardi, no adesso. Okay. Non sapevo niente, non so neanche cosa è successo. No, no, perché non sapevo di questa chiusura, purtroppo dobbiamo rispettare le regole, non c'è niente da fare. Cosa ne pensa della città tutta chiusa, tutta blindata? Ha avuto disagi? Boh, io no perché vado a piedi al lavoro, ma okay. Sono tanti disagi.
purtroppo non puoi fare niente. Ma non ero sicura, ho detto forse magari andrà via prima, invece no. Anche lei la pensava di andare al Pedocin questa mattina? Sì. Però è chiuso in questo momento. Lo so. Cosa ne pensa di questa organizzazione? Penso che non hanno avvisato bene, ieri potevano avvisare. Sì, decisamente sì, pensavamo, ma non sapevamo che era tutto chiuso. L'alternativa era aspettare, confidando nell'apertura dello stabilimento in mattinata, anche se l'orario non era chiaro. Inizialmente doveva riaprire alle 12, la nostra redazione era al corrente di una possibile apertura alle 11:30, comunicata sul posto. In realtà alle 11:05 le transenne sono state rimosse e le persone hanno fatto il loro ingresso al Pedocin, ma la maggior parte dei triestini e dei turisti se ne erano già andati, esasperati dall'attesa sotto un sole rovente. In realtà per i bagnanti è andata ancora peggio, perché alla fine verso le 13 c'era ancora una lunga fila di persone all'interno delle transenne, ma rimaste fuori dalla porta ad aspettare per ancora diverso tempo. Un trentenne romeno è stato denunciato per aver aggredito 2 donne a bordo del bus della linea 10 della Trieste Trasporti all'altezza di via dell'Istria. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato. La ricostruzione del servizio. Aggredite da un uomo sulla linea 10 della Trieste Trasporti. Una delle malcapitate ha dovuto estrarre dalla borsa una bomboletta spray al peperoncino per difendersi. Fortunatamente i carabinieri sono intervenuti velocemente e hanno rintracciato l'aggressore. Si tratta di un trentenne romeno. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio alle 15 in via dell'Istria. 2 donne aggredite di 50 e 30 anni si trovavano a bordo dell'autobus, ancora ignote le cause che hanno scatenato il parapiglia. Secondo quanto appreso, il cittadino romeno avrebbe schiaffeggiato una delle 2 donne, poi avrebbe strattonato per un braccio quella più giovane, probabilmente intervenuta per aiutare l'altra malcapitata. Una delle 2 aggredite ha quindi estratto lo spray al peperoncino utilizzandolo contro l'uomo. Appena possibile il trentenne è uscito dal bus, ma i carabinieri erano già stati allertati. I militari dell'Arma hanno rintracciato l'aggressore in pochi minuti e l'hanno accompagnato in caserma. L'uomo aveva con sé anche uno zaino. Dentro i carabinieri hanno trovato 4 cellulari, motivo per cui alle ipotesi di reato per percosse e minacce si è aggiunta anche quella di ricettazione. Il romeno è stato denunciato. Ancora una rissa con protagonista di nuovo giovani di origine straniera, ciò che è avvenuto nella tarda serata di ieri, 28 giugno, in piazza Garibaldi, dove è intervenuto il nucleo radiomobile dei carabinieri giunto sul posto dopo la segnalazione di un violento episodio tra 6 soggetti di origine africana, lo riportano i colleghi di Trieste Prima. I militari dell'Arma sono arrivati sul posto, la rissa si era già conclusa, 4 dei 6 coinvolti erano fuggiti, però i carabinieri hanno trovato 2 dei giovani, persone di nazionalità straniera, denunciate. La rissa è scoppiata ufficialmente per futili motivi, data anche l'alterazione alcolica delle persone. Sono volati calcepugni, come pure alcune sedie degli esercizi pubblici che si affacciano sulla piazza. 2 delle persone rimaste lievemente ferite, di cui uno, non in condizioni però gravi, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara dai sanitari del 118. Gli altri soggetti coinvolti sarebbero originari del Mali e della Tunisia. Nel corso di una conferenza stampa il Movimento 5 Stelle ha rilanciato la campagna firme per il salario minimo e in merito alla situazione venutasi a creare a livello europeo Stefano Patuanelli è sintetico: per contare in Europa bisogna esserci. Umberto Bosazzi. Pensiamo che sia necessario introdurre il salario minimo per ridare dignità ai lavoratori. Non è l'unica cosa che serve, però è certamente la prima emergenza. Sul salario minimo il Movimento 5 Stelle non molla. Il senatore Stefano Patuanelli stamani in città ha rilanciato la raccolta di firme promossa dai grillini ma bocciata dal Parlamento per convincere, assieme alle opposizioni unite, il governo che questa è una delle emergenze del Paese. Ben inteso, e Patuanelli lo sottolinea, quella sul salario minimo è solo una delle battaglie che riguardano il settore occupazionale. Ve n'è un'altra altrettanto decisiva. Superare il precariato, questo governo millanta numeri sull'occupazione che sono numeri effettivamente reali, ma il modo in cui vengono calcolati gli occupati, sappiamo bene che anche chi lavora 3 ore una volta sola al mese rientra nel novero degli occupati. La realtà è che c'è una precarizzazione del mondo del lavoro che determina anche maggiore insicurezza nei luoghi di lavoro. Dal punto di vista della CGIL il salario minimo è uno strumento che può e deve essere utilizzato in Italia, in particolar modo in quei settori
dove naturalmente si fa fatica dal punto di vista contrattuale a riconoscere a dei lavoratori una paga degna di tale nome, naturalmente va inserito all'interno di una serie di azioni ulteriori, tra le quali naturalmente il rafforzamento del contratto collettivo nazionale, è inserito all'interno anche di politiche industriali che devono far sì che il salario dei lavoratori sia adeguato alle attività svolte. L'esponente pentastellato non si è sottratto ad un commento alla situazione venutasi a creare per il nostro Paese a livello europeo e alle conseguenze che, secondo Patuanelli, potrebbero minare la coalizione di governo. Oggi abbiamo Salvini che parla di colpo di Stato fatto dal suo collega Tajani, evidentemente, visto che il PPE partecipa alla scelta della von der Leyen come nuova Presidente della Commissione, quindi il rinnovo del mandato a Ursula von der Leyen. Dall'altra parte abbiamo la Meloni che parla di grande investitura popolare ma che non ha utilizzato quell'investitura che ha avuto oggettivamente, perché le europee nel nostro Paese hanno dato un'indicazione chiara, ma non sta usando quei voti se non per mettersi in un angolo per poi poter dire l'Europa brutta cattiva, ma per cambiare l'Europa bisogna starci. Adesso Trieste lancia un questionario sul futuro del Porto Vecchio per coinvolgere i cittadini e lo fa in una data non casuale. Vediamo perché. Oggi è l'ultimo giorno del mese di giugno, il mese nel quale, secondo l'ultimo annuncio dell'assessore Bertoli, si sarebbe dovuto conoscere il nome e soprattutto il progetto del grande investitore privato che dovrebbe revitalizzare questa parte di città. Si tratta dell'ennesimo annuncio disatteso da parte della giunta comunale. La trasformazione del Porto Vecchio in un luogo vitale e determinante per il futuro della città deve passare dalla consultazione dei cittadini. Ne è convinta la civica Adesso Trieste, che ha lanciato un questionario al quale hanno risposto in pochissimo tempo quasi 200 persone. Scettico il capogruppo La Terza sull'attuale gestione della partita da parte della giunta di piazza. Si sta continuando a procedere su quest'area strategica per il futuro della città senza ascoltare la cittadinanza, il motivo per cui abbiamo scelto di lanciare un questionario appunto rivolto alla cittadinanza per evidenziare le potenzialità di un'area che dal nostro punto di vista va sviluppata appunto coinvolgendo la città, ma soprattutto avendo in mente quelli che sono i problemi attuali e anche le opportunità della città. Serve creare posti di lavoro di qualità, non serve assolutamente uno sviluppo esclusivamente immobiliare. Le domande del questionario vanno dall'accessibilità del Porto Vecchio alla possibile destinazione degli spazi. Il prossimo banchetto di raccolta delle opinioni si svolgerà a Barcola il 16 luglio. A fine settembre si tireranno le somme per formulare infine alcune proposte. L'aspetto più visibile appunto e più manifesto è proprio il questionario, ma questo lavoro prevede più fasi. Abbiamo fatto una fase precedente di approfondimento e studio che ha portato alla costruzione delle domande. Poi la fase di implementazione che vedrà tutta l'estate la presenza di banchetti fisici in città che ci permetterà non solo di raccogliere le domande ma di interagire personalmente con i cittadini e le cittadine. Abbiamo ascoltato le voci, ne sentiremo ancora altre, di esperti della società civile, personalità di alto profilo che ci stanno dando anche informazioni tecniche in modo da aggiornare e integrare quella che è la proposta politica di Adesso Trieste che avevamo elaborato già nel 2021. Gli anni passano, serve integrarla, aggiornarla, modificarla, ascoltando appunto sia gli esperti ma anche i cittadini. Ora sentiamo invece l'analisi di Paolo Zabeo della CGA Mestre sul lavoro nero in Friuli Venezia Giulia. Ecco i dati che emergono. Ammonta a 1,1 miliardi di euro il volume di affari annuo riconducibile al lavoro irregolare presente in Friuli Venezia Giulia. Se questo importo lo rapportiamo al valore aggiunto totale regionale, la quota è pari al 3,2%. Tra tutte le regioni d'Italia, solo Veneto e Lombardia presentano un'incidenza inferiore a quella registrata nella regione più a est del paese. Nonostante ciò, il fenomeno non va trascurato e va avversato ovunque si annidi. Le persone coinvolte in regione dall'economia sommersa sono stimate in 46.400 unità, pari all'1,6% del totale nazionale. Anche se in Friuli Venezia Giulia il fenomeno è molto circoscritto, gli occupati irregolari vanno monitorati attentamente, perché in alcuni settori sono controllati dalle organizzazioni criminali, siano esse italiane o straniere, che stanno diffondendo i loro interessi nell'economia reale. Con meno lavoro nero comunque possiamo aumentare i salari, contrastare più efficacemente lo sfruttamento, il caporalato e gli infortuni nei luoghi di lavoro.
migliorando le condizioni di vita e restituendo la dignità a tantissime persone. Da sempre il fenomeno del lavoro nero forzato è legato al caporalato, anzi in moltissimi casi il primo è l'anticamera del secondo, non solo in agricoltura o nell'edilizia ma anche nel tessile, logistica, servizi di consegna e di assistenza. A essere sfruttati sono i più fragili come le persone in condizioni di estrema povertà, gli immigrati e le donne. Il comparto maggiormente investito da questa piaga sociale ed economica è l'agricoltura. Sfruttando lo status irregolare dei migranti, gli imprenditori coinvolgono i lavoratori senza garantire contratti regolari, pagando salari bassi e innescando una serie di problemi legati all'alloggio, ai trasporti e ai servizi sociali. Ci fermiamo per alcuni minuti di pubblicità, ma torniamo fra poco, state con noi. Essendosi concluso oggi il G7 istruzione, le delegazioni sono ripartite per la spicciolata e dalle 16:30 di questo pomeriggio in Piazza Unità d'Italia si è già riaperto il cantiere sigillato per tutta la durata del vertice, quello dell'allestimento del palco dove interverrà il prossimo 7 luglio, domenica, Papa Francesco. La piazza, blindata fino a pochi minuti prima, è stata riaperta e sono ricomparsi anche i primi turisti, i muletti e gli operai con le imbragature, i caschetti per sistemare le centinaia di poltroncine e costruire il grandissimo palco da 3 pedane di 15 metri di lunghezza per quasi 60 di larghezza complessiva, fronte mare, 6 grandi torri e un sistema di copertura mobile. Ne avevamo dato conto anche noi durante le nostre dirette di Sveglia Trieste, quindi ripartono i lavori per il palco che ospiterà l'intervento di Papa Francesco. Torniamo a parlare del Museo Revoltella. Nel marzo del prossimo anno il museo si presenterà quindi ristrutturato, lo aveva affermato ieri durante Trieste in diretta l'assessore alla cultura Giorgio Rossi, il quale però ha anticipato anche la riconsiderazione del museo che riguarderà sia la struttura che la sovrastruttura, dunque l'estratto da Trieste in diretta di ieri. Sentiamo le parole dell'assessore Rossi. Siamo un giro di boa come nella Barcolana. Il giro di boa prevede che non si possano fare altre mostre in quel contesto se non si mette a posto prima il museo. L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi, ospite ieri di Trieste in diretta, tirando parzialmente le somme della mostra su Van Gogh, che chiude domani al pari di quella su Ligabue, ha rivelato i progetti che il comune metterà in atto per il Museo Revoltella, forte di più di 150.000 visitatori da inizio anno, numero che molto deve all'esposizione del grande olandese. Il museo che Scarpa ha fatto è già di per sé un'attrazione, no? Perché tu vedi cosa ha fatto Scarpa a livello architettonico, uno rimane stupito, no? Da questi marmi, da questi volumi, da queste creatività. Ma però il museo è anche un museo che è obsoleto sotto certi punti di vista. I servizi di accoglienza, ad esempio, non c'è un bar, un punto di ristoro, va rifatta la biglietteria, va fatto un bookshop. Va fatto tutta una serie di riqualificazioni a partire ad esempio dalla Sala Sofianopolo. Il Comune per procedere ha a disposizione 500.000 euro del PNRR, cui si aggiungeranno altri fondi ricavati dalla tassa di soggiorno. La riconsiderazione del Revoltella partirà nei mesi autunnali e si concluderà entro i primi mesi del prossimo anno. Nel marzo del prossimo anno daremo il via probabilmente a un'altra mostra, diciamo più contenuta negli spazi, ma in un contesto che deve essere un contesto di totale riqualificazione del museo. Palazzo Sipario però, par di capire, non si limiterà ad una ristrutturazione strutturale del museo. Essa si estenderà anche alla sovrastruttura artistica stessa. Non è aperto solo ai turisti, è aperto anche ai cittadini che non possono vedere sempre le stesse cose, quindi abbiamo anche avviato un piano di restauro delle cose che abbiamo nei depositi, in maniera tale che sia veramente un museo da vedere a prescindere, no? Ieri vi abbiamo mostrato le immagini dei tifosi della Triestina che accolgono l'arrivo di Ben Rosenzweig, presidente della società. Ebbene, oggi invece, oltre a riproporvi quelle immagini, anche l'intervista. C'è grande entusiasmo, ha detto Rosenzweig, siamo pronti a ricompensare l'affetto dei tifosi. E allora sentiamo le parole del presidente della società triestina. Il presidente della Triestina, Ben Rosenzweig, ha fatto ritorno oggi negli Stati Uniti. Ieri in via San Nicolò il numero 1 dell'Unione ha incontrato i tifosi della squadra, cui ha rivolto un sincero ringraziamento.
I tifosi ci hanno dato una mano, una grossa mano nel corso della stagione passata, standoci sempre vicino. Stagione passata che è stata difficile sotto più punti di vista. Spero che i tifosi e tutti quelli che hanno a cuore le sorti della Triestina alla fine siano ricompensati per tutto ciò. Fra qualche settimana Rosenzweig potrebbe far ritorno in Italia per seguire le fasi finali degli allenamenti della squadra e il ritiro di Ravascletto prima di affrontare la nuova stagione e il prossimo campionato. Ma intanto mi aspetto che la sosta estiva ci abbia dato tempo per lavorare al nuovo campionato, per prepararci al massimo. Siamo molto contenti di tornare a giocare allo stadio, che è casa nostra, per l'intera stagione. Lavoriamo sodo ogni giorno sperando che la squadra migliori sempre più e decisamente per ottenere ottimi risultati. È tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con le notizie domani a pranzo e a cena 13:20 e 19:30 con i nostri notiziari condotti da Laura Bucarella. Sveglia Trieste come sempre invece torna lunedì mattina dalle 7. Buona serata e buona domenica.